cantante che apertamente si richiama a quell'epoca e a quella tradizione è Pina Cipriani. Interprete duttile e motore del Teatro San Carluccio, dove si esibisce regolarmente in recital e concerti. Il napoletano, usato sia nelle opere napoletane come del resto nei canti popolari, non è un dialetto quotidiano, ma è una lingua letteraria elaborata da grandi letterati come Basile, come Cortese, come Sgruttendi e poi successivamente tutti gli autori settecenteschi di libretti, compreso i più grandi come per esempio Giambattista Lorenzi, e poi nell'Ottocento Altavilla, Cammarano, eccetera. Beh, ecco, la differenza è questa, che mentre la commedia borghese napoletana, il cosiddetto teatro dialettale, utilizza un dialetto di carattere quotidiano, realistico, naturalistico, il dialetto cosiddetto espresso in questi lavori, in queste opere, è un dialetto letterario, di modo che è una lingua. Sette scialla consuela, buona